La fase 2 per il Veneto da lunedì 25 maggio si amplia con nuove aperture che riguardano tutta una serie di attività fino ad ora escluse. Lo dispone con una nuova ordinanza il presidente Zaia, secondo le linee guida approvate ieri dalla conferenza delle regioni. Si va dalle attività di noleggio di auto, moto e bici, alle attività per informatori scientifici, ai centri sociali, culturali, i circoli, novità anche per i bimbi che finalmente potranno tornare sulle giostrine nei parchi. Aree giochi per bambini in spazi pubblici o aperti al pubblico, compresi gli esercizi commerciali, giostrina sul centro commerciale, e strutture ricettive, la giostrina sul parco dell'albergo, del campeggio o quant'altro. Per gli spazi di proprietà pubblica possono essere fissate dalle amministrazioni comunali, attenti a questo, date di avvio successive a lunedì. Le giostrine, questo sta creando qualche problema soprattutto ai comuni più piccoli, dovranno essere igienizzate ogni giorno. Novità anche sul fronte della formazione. Formazione professionale, anche questa riparte da lunedì. Attività formative non esercitabili a distanza. Voi sapete che avevamo lo smart working e la formazione a distanza, tutte queste attività. Quali laboratori, attrezzature, strumenti, esami finali, attività di verifica, accompagnamento, tutoraggio e orientamento dei diversi percorsi professionali. Sbloccata tutta l'area formazione di qualsiasi ordine e grado, che è anche quella delle autoscuole, tanto per capirci. Via libera poi all'apertura dei grandi parchi tematici, zoologici e di divertimento, alle attività delle guide turistiche e le professioni della montagna. Dal 1 giugno potranno riaprire le scuole dell'infanzia ed i centri estivi, un'ulteriore settimana per dare il tempo alle strutture di adeguarsi, ma non solo. Vogliamo anche vedere gli 8-10 giorni dall'apertura del 4 che produzione avranno rispetto ai contagi, a eventuali recrudescenze, e allora abbiamo detto, aprire l'asilo ancora in una fase di limbo nella quale non sappiamo che ricaduta ci sarà rispetto all'apertura del 4 può essere rischioso. Le disposizioni principali riguardano il numero di bimbi per educatore con piccoli gruppi che dovranno essere chiusi senza contatti con gli altri, così da isolare subito eventuali contagi. Obbligatoria la misurazione della febbre per i bimbi, gli operatori, ma anche per i genitori che li accompagnano e che non dovranno creare assembramenti all'entrata e all'uscita. Preferibilmente i piccoli dovranno essere accompagnati sempre dalla stessa persona, evitando accompagnatori dai 60 anni in su. Una successiva ordinanza, conclude Zaia, disciplinerà le aperture di cinema, spettacoli con pubblico dal vivo, centri termali, discoteche, sagre e fiere. Con questa ordinanza, che spero di fare in settimana, chiudiamo tutta la partita. Adesso non chiedetemi, ma le discoteche quando apriranno? Sicuramente non il 1 giugno, però vedremo di fare in modo di mettere in fila queste ultime attività assieme alle terme e quant'altro e di riuscire sicuramente a fare l'operazione per giugno, io spero nella prima parte di giugno. Infine un passaggio ancora sulla data delle elezioni, il governo sempre più orientato a settembre, Zaia su luglio. Il parere sanitario dice di farle assolutamente entro fine settembre, perché ha contezza del fatto che ci sono guai. Se dice entro fine settembre vuol dire che farle a luglio sarebbe meglio, no?